Sentire un gran rumore, Don Peppino aveva precipitato da sostanza a mezzo dello scuro, per la raggia s'avia suicidato, dalla chiesa o sindaco parlavo. Era un uomo di che di vecchio stampo, dei pannelli ma non funzionava, e tra poco ritorna a essere un campo, dalla chiesa o sindaco parlavo. Era un uomo di che di vecchio stampo, dei pannelli ma non funzionava, e tra poco ritorna a essere un campo. Grazie. Io sono laureato in scienze politiche e chi si laurea in scienze politiche, o almeno chi si laureava una volta in scienze politiche con indirizzo storico-politico, era destinato quasi sempre alla disoccupazione. Che immagino un tavolo rotondo, onde stanno i potenti assettati, decidono come marciare un mondo a coda di carezze sottimpulati. Tutti i lotti, tutti i battagli, tutti i guerre e le rivoluzioni, sono belli e programmati in tali magli di lopotiri e insomma la cosioni. E cacchio la canzone, cari amici, va detto la verità, si capisco, l'essere malinconici o felici, stare tranquilli, decidisco. Va a passare sta brutta nottata e non avemo altro che fare, per una nostra mente organizzata. A meno non ne facciamo un brugliare, a meno non ne facciamo un brugliare, a meno non ne facciamo un brugliare. Grazie. Ora stasera io non la volevo Mario chi giustava le scarpe della gente, quando c'era un vecchio proprietario, la famiglia pagava picchennenti, ma sapevi che là c'era Don Mario che giustava le scarpe della gente. Grazie, grazie. Quando io dico queste cose mi dicono: ma tu sei un conservatore. Perché ora bisogna etichettare tutto, ci sono i conservatori e i progressisti. Grazie, grazie. Durante la nostra formazione, no? Io mi ricordo che quando ero ragazzo credevo nella rivoluzione. La rivoluzione come la vivevamo noi a quei tempi. Jeans strazzati, capellazzi lunghi, con l'ua senza filtro, buzza di cuoio, e cantavamo. La rivoluzione non c'entrava, era tutta un'altra cosa.